marito è in lista da 3 anni e mezzo per fare un intervento all'aneurisma. Finora è andata bene, però purtroppo adesso serve fare l'intervento all'aneurisma per fare l'intervento all'anca, che purtroppo non riesce più a camminare. Un intervento all'anca che però non è possibile fare fino a quando non viene eseguito quello per un aneurisma. Una situazione delicata, quella che sta vivendo un 73enne di Moriago, da 3 anni in attesa di essere sottoposto ad un'operazione di chirurgia vascolare. L'aneurisma, ci spiega la moglie dell'uomo, è tuttora sotto controllo. Di 5 centimetri abitualmente lo operano quando è di 7, non dà disturbo. Non sarebbe quindi necessario intervenire al momento, ma fino a quando non viene risolto il problema dell'aneurisma, l'uomo non può sottoporsi all'intervento all'anca, sarebbe per lui infatti rischioso. Non si prendono la responsabilità, perché l'aneurisma durante l'intervento, la pressione arteriosa va alta, bassa, questo può scoppiare. Ad inizio anno l'anziano è stato chiamato dall'ospedale per sottoporsi in regime di day hospital agli esami preoperatori, ma nonostante questo la data dell'intervento non è stata ancora fissata e nel frattempo l'uomo non riesce più a camminare per il problema all'anca. Che i pazienti come mio marito è da disperazione, da disperazione. Raccolta l'esasperazione di questa coppia, Antenna 3 ha contattato l'USL 2 per avere informazioni sulla vicenda e nelle scorse ore a casa della famiglia di Mosnigo è arrivata una telefonata che attendeva da 3 anni. Ci hanno riferito che mercoledì mattina ci dobbiamo presentare all'ospedale di Treviso alle ore 8 a digiuno, che mio marito verrà fatto l'intervento. Se Dio vuole, ringraziando Antenna 3, ho risolto questo enigma, non ne potevo più.